Sì. Vabbè. Massa fatica se cara a lavorare, massa fatica e poi non che se testa. Ma per carità, sentila che pulpito che via predica, ballerina da giostre! Nico! Ma cosa perché non arriva? Domanda della mia mamma. E poi insomma, come migliore amico? E mi Paolo come potevo saperlo? Ah, se t'avessi conosciuto prima. Ma Paolo, non mi fai perdere a cosa? Ma è manico. Ne basta un pochetto di vento. Paolo! Sì, scusa, ti ha ragione. No, non devo più venire in sta casa. C'è meglio che vada. E sta zitta, cara signora, perché sta stanza canta le orecchie e mica sentio tutto. E si ricorda bene che questo non è un balsone, no, è una pensilina sotto che sia la sala giochi. Ma sono contentissimo, oggi sarà così stanca le mogliere. Il problema cos'è? Penso che il problema non sento moglie, il problema sento suocera. Suocera? Mamma bella, suocera! Mamma bella, questa se la pisa con la testa così, si scappa di formare la Oggi la lettera che mi avete mandato un mese fa. Volevo dirvi che arriverò a casa in tempo per festeggiare con voi il primo anniversario del vostro matrimonio. Bello. Non potete nemmeno immaginare le cose che ho da dirvi e della grandissima sorpresa che vi farò. Vi abbraccio in attesa del piacere di raccontarvi a voce tutto quanto. A presto, papà. Sì, non vedo. Sì, mamma mia. Tutti mobili. E avevo messo a posto del letto matrimoniale. Dio. Indovina un po'? Senti qua. Un bel letto singolo! Dio, stretto, lungo, di cui 2 mesi fa la genividenza così del vino. No, papà, singolo! Sei contento che sono? Io Svetlana. Vabbè, ora Svetlana conosce lui. Sì, vabbè, sta detta Silvana. No, Svetlana. Vabbè, sostensore delle ciapi qua, vedi? Le ciapi a pessetta, dei tacchi smetale, perché qua sono smetale. Io non conosco smetale. Ascolta, e ora dei ciapi qua, occhio qua, ascoltami amico, dei tacchi fuggire di qua. Io pure, non fuggisse! Calmate! Calmate, Svetlana, calmate. Guarda questa bella. Non capire cara cosa che devo da dire che questo e mi piace manco di che altro a me e mi pare proprio un stornotto. Mamma, pare proprio. Paolo, sapete che se andiamo in giardino in spetare a mamma? Oh Paolo, caro, se potesse tornare in Dio, guarda. Tu dici che è proprio tornare in Dio? Perché qui si cambia l'uscita se dà. Porta i suoi compagni che sono confusi. Io Enrico, penso. Non capivo che stai pensando, ma pensa veloce e godito. Cosa cerchi? Penso di cercare il signor Enrico. Ah, Enrico Penzo, mio zenero. E non è in casa. E a Mosè di Enrico, che sia. E a fianco suo Mario, ma se vuoi aspettare si può. Come faccio a girare il mondo istrattore? Porto Agnare, contadina, Lindina. Ma come a linea verde? Ma tu Paolo, hai il GPS sul trattore? Se ho GPS sul trattore, avevo GPS, CGL, Cisne 1. Oh, ma fanno proprio anche una bella voglia, Guarda, seccato un macaco, me marino. Mi piace il figure con la luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace il figure con la luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta